Beh, sono Alberto di Strano Amore Siciliano. Sei di Cefalù? No, Sei qui in vacanza? no. No. Vabbè, che cosa ne pensi dell'amore? È una cosa bella. Sei single? Sì. Ascolta, ti posso fare una domanda un po' particolare. Come dovrebbe essere il ragazzo ideale che potrebbe colpirti? Che cosa vai guardando in un ragazzo? Che mi La deve prima piacere. cosa, la prima cosa. Sì. Che mi deve piacere. Sì, ma c'è qualcosa, qualche lato in particolare, non so, una parte del corpo, non so, la testa, un braccio, che ti piace, cioè che vai guardando proprio in particolare? Ognuno di noi quando vede una persona, esatto, e la persona praticamente colpisce subito una certa parte del corpo. A te quale parte ti colpisce? Tutto l'insieme. L'insieme, non c'è una parte in particolare che ti colpisce, cioè vai guardando tutto uniformemente? Sì. Ok, come ti chiami? Cinzia. Ok, grazie Cinzia. Ciao ciao. prego, Stai facendo footing però? No, non mi va dai. Allora, te la posso fare una piccola intervista? Porca miseria, mio padre non lo sa che sono Sono di Strano Amore Siciliano, posso farti alcune domande? Scusa, non capisco molto bene. Di dove sei? Dalla Polonia, Ah, sei dalla Polonia? sì. E come mai qui in Sicilia in vacanza? In vacanza, sì. Sei single? Oh sì. Sì. Come ti chiami? Renata, Renata? sì. Quanti anni c'hai? Scusa? Quanti anni? Non posso Non si dirlo. dice. No, non si Va dice. bene. Ascolta, che cosa ne pensi dell'amore? Dell'amore? Non lo so come esprimere. Per te l'amore è bello? È un sentimento sì, bello? certo, è Sì. bello. Tu che cosa vai guardando in un ragazzo per attrarti? Per colpire su di te? Che cosa vai guardando? Quando tu lo vedi subito, è giusto? Qual è la zona che ti piace di più in un ragazzo? Per la prima, Sì. l'aspetto. L'aspetto? Sì, ma Tipo? l'aspetto, sì. Il naso, gli occhi, i capelli, non so. Occhi, Gli occhi, vai guardando sì, gli occhi. E sì. poi? E poi non solo l'aspetto è importante, ma... L'aspetto fisico, deve sì, essere magro, sì, alto, giusto? Sì, Come ti piacciono i ragazzi, biondi o bruni? bruni. Bruni? Sì. E gli occhi? Occhi scuri. Scuri, quindi bruni con gli occhi scuri. Sì. Ok, come hai detto che ti chiami Renata? Sì. Giusto? Va bene Renata, grazie. Sono Alberto di Grazie. Strano Amore Siciliano. Sei della Polonia? No, Eh. Ungheria. Ungheria? Sei single? Singola? Sì, Sì, single, divorziata. Che cosa ne pensi dell'amore? L'amore? Amore? Sì, sì. Bello, Bella cosa. bella cosa. Ascolta, che cos'è che vai guardando in un uomo quando per piacerti, un uomo che cosa dovrebbe avere? Cuore, prima Aspetto fisico. sì, fisico. Prima vai guardando l'aspetto fisico. eh, E in particolare quale zona? Dico, non so, magari l'orecchio, il naso, la bocca, non so, la spalla, il braccio. non tutta la persona, Sì, ma dico, ci deve ma essere... cuore, ma pensare, ma non tutta fisico, ma prima di testa e cuore, Sì, capito? sì, siamo d'accordo, però prima per piacere... Fidarsi. Fidarsi è bene, non fidarsi Sì. è meglio. Sì. lo sappiamo. Però dico, per, per piacerti, è giusto, tu quando guardi un ragazzo, tipo, oh che bel ragazzo, che cosa vai guardando? Non so, l'aspetto fisico, mettiamo, non so, la coscia, il braccio, la spalla, che cos'è che vai guardando? Cioè, che cos'è che dovrebbe attrarti? Importante, particolare, non femmina ma macho, non molto macho. Molto maschio. Ti piace maschio? Sì. Uomo? Sì. In questo caso un siciliano? Sì, giusto? sì. Ok. Mediterraneo tipo. Mediterraneo. Ok, come ti chiami tu? Timea. Timea. Timmy, grazie Timmy. Ciao. Auguri. Che Sei in TV, vacanza qui? TV. TV, sì. Che TV? TGS. TGS? Sì. T? GS. GS? Tele Quando? 8, Tele 8. Tele 8 e Sì. quando? Settembre. Settembre? Sì. E settembre che ore? 9 di pomeriggio. 9 di sera. Ma non lo so che Tu dove giorno. stai? Qua a Cefalù? No. Stai a Palermo? No, Cefalù a Santa Lucia. E Budapest abito io. Italiano, je parle pas italien. Non parla italiano. Va bene, ti capisco lo stesso. No, non ho tempo. Che cosa ne pensi dell'amore? No, non ho tempo. Tu sei single? No. Sei fidanzata? Sì, Sì. Lo vuoi bene il tuo fidanzato? Sì. Sì. Da quanto tempo è che sei fidanzata? 2 anni. 2 anni. E quando vi sposate? Non lo so ancora. Che cos'è che ti ha colpito del tuo fidanzato?
una cosa che ti ha colpito, che ha fatto scattare il colpo di fulmine. Che cosa? Dai, dillo. E il suo sguardo. Solo il suo sguardo? Basta? E basta. No, basta. Grazie. Gli occhi? Gli occhi. Ok, ciao. A posto, abbiamo sentito un'altra opinione di un'altra bella ragazza che abbiamo visto qui a Cefalù. Continuiamo la nostra ricerca. Adesso vediamo. Dove potremmo andare? Seguite me. Ciao, sono Alberto di Strano Amore Siciliano, potrei farti alcune domande? Come ti chiami? Wir verstehen nichts. Sei straniera? Pure tu? Oggi è giornata. Deutsch. Di dove sei? Ungheria? Deutsch? Ungheria. Nein, Deutsch. Deutschland. Dolce? Sono dolce, grazie. Anche tu sei dolce. Ah ja, okay. Und du? Italiano? Parla italiano? Nein, No, nein. completamente. E tu? Completamente. Lo stesso? Ungherese pure tu? comprends rien à ce qu'il Polonia? me dit. You speak English? Je parle français. Ah ben voilà, ben moi aussi je parle français. c'est comment plus t'appelles, facile, toi? hein. Laetitia. Letizia, io Alberto, piacere. Bonjour. Strano Amore Siciliano, TV. Là. Oui, mais j'ai un... Che cosa ne pensi dell'amore? De quoi? Dell'amore. L'amore. C'est merveilleux, hein. Mais là, faut vraiment que Sei j'y aille. single? Sì, fidanzata? Quoi? Fidanzata? Oui, oui. Che cos'è in un uomo che ti attrae? In un uomo, in un uomo che ti attrae, che cos'è? Je comprends Occhi, rien. capelli. Je suis désolée, je comprends rien. Non, mais je suis désolée, je comprends rien du tout à ce que vous dites. Cosa? Mais voilà, vous non plus comprenez pas quand je parle. Ok, Allez. ciao Letizia. Allez, Ciao ciao. Venite con me. Occhio clinico soprattutto. De Argentina. Dalla cantina? Sí, Dalla cantina di vino o di de whisky? Argentina. Chi? Argentina. Ah, Argentina! Sei argentino tu? Ah, come ti chiami? Leo, Leo. Quanti anni c'hai, Leo? 28. 28. E sei qui, diciamo, per divertimento, per... Per lavoro. Ah, per lavoro? E che lavoro fai, Leo? Facciamo uno spettacolo di cioccoleria. Ah, complimenti. Sei fidanzato? No. Sei single? Dimmi, Leo, in una ragazza, per piacerti, Mm. mi segui? Che cosa ti dovrebbe piacere di lei? Cioè, che cos'è che vai guardando? Non so, gli occhi, la bocca, il naso, le orecchie, non so. Más abajo. Más abajo. Más abajo? abajo. Cioè, guardi il corpo Eh. praticamente. E tipo, quale zona? La colla. La colla? Sarebbe a dire? La brioche? Sì, La brioche con Sì. quella che si lecca? sì. Vabbè, e dopo? E dopo la cara proprio. La cara? Sì, Sarebbe la bocca? sì, Ah, quella dove parla praticamente. sì. Sì. Va bene, Leo. Ok. Bel pizzetto, Leo, complimenti. Il pizzo. Barbetta. Ciuff, Che? ciuff. Bello. Sì, bello. Ok, Ti Leo. piace? Sì, sì. E te? Io a me mi sta brutto, a te ti sta bello. Per cui già c'è differenza. Eh. Va bene, Leo. Grazie. Sì. Ciao, Leo. Ciao. Abbiamo sentito Leo, argentino. Abbiamo sentito anche la sua opinione. Ma adesso passiamo a Strano Amore Siciliano. Potrei farti un'intervista? Prego. Come ti chiami? Daniela. Daniela, piacere, io mi chiamo Alberto. Piacere. Ascolta, sei single? No, sono sposata in dolce Scusa, attesa. non l'avevo notato. Da quanto tempo è che sei sposata? Da 4 anni Da quasi. 4 anni. Che cos'è che ha fatto scattare in te il colpo di fulmine per tuo marito? Oddio, sicuramente lo sguardo e poi man mano la dolcezza, però in un primo momento lo sguardo perché ha dei bellissimi occhi azzurri. Complimenti, vuoi mandare una dedica a tuo marito per via televisiva? Oddio, mi cogliete alla sprovvista. Ti amo e ti amerò per sempre. Brava. Ok, grazie. Buongiorno, sono di Strano Amore Siciliano, posso farti una domandina? Sì. Che cosa ne pensi dell'amore? È una cosa meravigliosa. Sei single? Sì. Sì. Allora ascolta, che cosa dovrebbe avere un ragazzo per colpirti? Dovrebbe essere... In che senso? Cioè fisicamente o... Sì, sì, cioè la prima cosa che vai... La prima cosa... Esatto, la prima cosa che vai guardando. Il sorriso, la simpatia, essenzialmente. Il sorriso e la simpatia, Sì, mentre fisicamente Fisicamente non ha importanza, Non ha mi deve importanza. colpire per l'atteggiamento. il viso, Sì, il modo sì, in cui si rivolge. Sì, una persona Eh, solare, un sì. ragazzo... Hai ricevuto mai una dichiarazione d'amore? Sì, sì. Preferisci le dichiarazioni romantiche o trasgressive?
via di mezzo, né troppo Nella- romantiche né troppo trasgressive. normali. Normali, sì. Ok, come ti chiami? Elena. Va bene, Irene, è stato un piacere. Salve, sono di Stranamore Siciliano, come ti chiami? Io Fabio, Fabio, ascolta Fabio, sei single o sposato? sono single, Single. diciamo. Ascoltami Fabio, dimmi un po', quando tu vedi una ragazza e ti piace, che cos'è che vai guardando in lei che ti tocca? Gli occhi, Solo gli occhi? sì. Solamente gli occhi? Fisicamente non la guardi? Fisicamente è il di dietro. Ah, di dietro, ecco, questo volevo sapere. Ok Fabio, ti ringrazio. parlare Ciao, italiano Fabio. però. Sí, pero hablo español y por eso. Ah, è spagnolo, allora forse spagnolo, qualche parola forse la so dire, in spagnolo. No. Tu sei maritata, sei sposata, No, pero tengo fidanzato. sei fidanzata? Sì. Ah, da molto tempo? 1 anno, 2 anni, 3 anni? 6 meses. 6 mesi. Tu sei fidanzata da 6 mesi? Sí. E quando te sposes? Quando te sposes? Fede? Maritos? Ah, no. Figli, piccerini, cose? Boh, Sì. non si sa. No sé. E tu, diciamo, credi nell'amore? L'amore? claro. Sì, certo. Claro. Che cosa ne pensi dell'amore? Todo. Amor es todo. L'amore è bello. Sí, bello. Por Come hai detto, siempre. come ti chiami? Esther. 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 E il tuo fidanzato, italiano? No, español. È spagnolo. E tu come mai qua è spagnolo? Come mai sei qua in Sicilia? Vacanza? Sí. Vacanza? Io sola. Sola? Solo a vacanza, sola? Sola. Senza nessuno? Senza- Come mai? Cada año en Sicilia. Sicilia bella però, eh? Sicilia calda, Sicilia Sì, forte. Sì. Eh? Sì. Ascolta, quando tu vedi un ragazzo, un uomo, che cosa vai guardando in un uomo? Non so, testa, corpo, gambe, piede, Primero su cara. Cara. la faccia. Sì. Ti deve piacere la faccia praticamente di un uomo, Sì. eh? Prima la faccia. Sì. E poi E poi sus uñas. Uñas. le unghie. Sì, no. No. Ah, sì? Sì. Guardi non le unghie? mangiare, non mangiare. Non ti piace l'uomo che si mangia le unghie? No, non mi gusta. Ah sì? E poi? E poi espalda. Le spalle? Sì. E poi? E poi. E stomaco. E stomaco. Ah, stomaco! Sì. Non deve avere pancia. No. Deve essere Sì. in linea. Sì. Sì. Ok. Sì. Ok. Va bene, grazie Esther. Grazie. Ciao Esther. Ciao. Ammazzo anche gli molto? spagnoli. Da 3 anni e mezzo. Ah, complimenti, auguri. Come ti chiami tu? Alessandro. E tu? E Patrizia. Alessandro e Patrizia. Bene amici, avete visto? Alessandro e Patrizia da 3 anni e mezzo che sono fidanzati. Com'è nato il vostro amore? È troppo lunga da spiegare. Praticamente è scattato un colpo di fulmine, appena vi siete visti, vi siete piaciuti? 10 anni fa però. 10 anni dopo- fa. Poi dopo 10 anni praticamente, dopo un po' di tempo vi siete fatti fidanzati e ora siete qui. Prossimamente il matrimonio? Vediamo. Io spero di sì. Va bene, credete nell'amore, sì. Credete nel matrimonio? Certamente. Dimmi, che cos'è che ti ha attratto di lei? Una cosa proprio fondamentale che hai notato subito. Il viso secondo me è il più bello del mondo. Guardate un po'. E per te? Lui? No, il carattere molto estroso. Molto estroso. Sì, sì. Comunque si vede che siete innamorati. Complimenti, auguri, Grazie. Ciao, ciao, in bocca al lupo, ciao. L'amore amici, l'amore è una cosa meravigliosa. L'amore è una cosa meravigliosa. Buongiorno, sono Alberto di Stranamore Siciliano. Le posso fare un'intervista? No, che deve fare? Eh? Io sono milanese. Ed è qua in Sicilia per vacanza? Sì, sì. Eh? Sì, sì. Mi dica, lei crede nell'amore? Beh, insomma, È sposato? 80%, sì, 2 figli. Ascolti, le posso fare una domanda trasgressiva? Secondo lei, cioè il suo parere, quando lei vede una donna, è giusto, la prima cosa che guarda e che le piace, che cos'è? La verità mi deve dire. Beh, la verità è il fisico. Il fisico. Sì, sì. La prima cosa che si nota è il fisico. Rompente Poi, dall'occhio. Successivamente poi ci sono le altre cose, però la prima cosa che nota è il fisico. Ed esattamente quale parte? Sincero, non si preoccupi. Beh, deve essere completo, cioè il viso meno delle altre cose, più che altro è il fisico, la faccia
La faccia conta poco. Conta Più poco. che altro, diciamo. Basta che sia una cosa normale, ecco, una faccia normale. Certo, non deve essere una faccia esatto. diciamo quadrata o triangolare, deve essere in linea. Se è proprio brutta allora no, non è abbastanza il fisico. Però se è passabile io guardo il fisico, come ho guardato mia moglie, di faccia non è che sia un granché, però il fisico è buono, Va bene. il seno pure, è lì che sono partito, sono partito in quarta. Bravo. Come si chiama lei? Bruno. Bruno. Va bene, grazie Bruno. Arrivederci. Prego.